Bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus di oggi, 29 maggio, qui naturalmente sul nostro portale. Partiamo subito con la rassegna stampa dei giornali di Padova. Andiamo a vedere la prima del mattino che dice: sorpresa a Venezia, il Gran Canale, il canal grande diciamo, diventa tutto verde e fluorescente. Sotto però alloggi turistici per gli studenti ma meno tasse. La proposta dei piccoli proprietari UPI nel Padovano: ci sono oltre 1500 case per visitatori, molte potrebbero essere affittate ai giovani. Biennale Super Walls 2023, Padova si colora di rispetto. E poi altre notizie di cronaca: anziana rapinata e aggredita sullo Stiglia, preso un minore. ZTL da oggi, nuovi varchi, corsie riservate per bus e taxi, case di riposo in difficoltà, liste d'attesa raddoppiate. E il Petrarca che spreca e Rovigo fa festa nella gara dello scudetto. Andiamo a vedere anche che cosa dice il Gazzettino di oggi. PNRR, braccio di ferro con l'Unione Europea, il governo non accettiamo tagli ad agosto, le modifiche Tajani, useremo tutti i soldi, il presidente Bonomi e il piano italiano, revisione inevitabile, il mondo è cambiato. Vedete che è inevitabile che anche sul Gazzettino la fotonotizia possa essere quella del canal grande colorato di verde, il mistero del canal grande verde. Altri casi: nuova sfida nella Lega, al congresso votino i 4.200 militanti. Su Corriere della Sera, perché sapete che lunedì non esce il Corriere del Veneto, c'è la lite sul PNRR, l'Europa apre, l'opposizione attacca, la Unione Europea dialogo con Roma, Tajani non perderemo i fondi. C'è questa notizia che rimbalza un po' su tutti i giornali, anche quelli locali: tromba d'aria, la barca si ribalta, morti e dispersi sul lago Maggiore. E la fotonotizia che riguarda il trionfo di Logic in rosa premiato da Mattarella. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Padova della nostro Notizie Plus. CGA, 7 furti su 10 nei negozi restano impuniti, e l'Appe che fa un bel servizio sui bar in crisi, che dice vanno tutelati. E poi altre notizie di cronaca che arrivano dai carabinieri: muffa insetti nel cibo, è stato denunciato un ristoratore.